attenzione per favore sulla richiesta di ricognizione di persona fatta dal pubblico ministero. La Corte ritiene che sussistano i presupposti per un esperimento di ricognizione di persona per le persone di Galea Eugenio, Fichera Alfio Di Raimondo Natale, Grillo Salvatore e Cesarotti Giuseppe, mentre per Cesarotti Francesco e per Aiello non è stata richiesta. Quindi no. Sì, per Figuerazio, va bene. Per Figuerazio cosa ha deciso la Corte? Ma non c'è stata una richiesta, mi si sta correggendo. L'ha chiesto il dottore Marino. Per Aiello. No, io ho detto Figuerazio. Per Figuerazio c'è i presupposti per il riconoscimento, e il discorso per Cesarotti Francesco si tratterebbe di un atto di identificazione di persona nota, non ricorrono i presupposti per la ricognizione formale di persona. Quindi se ci dovesse essere una richiesta ulteriore di identificazione, si tratterebbe di mostrare soltanto l'imputato al test per dire se si tratta di quella persona, di quel Cesarotti che conosce lui. Presidente. Chiedo scusa, signor Presidente, comunque il pubblico ministero la chiede anche per Aiello Vincenzo, laddove non l'avesse fatto prima. Per Aiello Vincenzo, ecco, e per Aiello Vincenzo è lo stesso discorso che per Cesarotti Francesco, è persona perfettamente nota al test, che il test ha dichiarato di ricordare perfettamente nelle sue fattezze fisiche. Si tratterebbe soltanto di vedere se è la stessa persona che ricorda il test, quindi di identificarlo e basta, e quindi non ci sarebbe soltanto da mostrarglielo e nient'altro. Mi può dare la parola? Presidente, se sì. Desidero fare una dichiarazione, ed è in questi termini che la faccio. In relazione al verbale di sommarie informazioni testimoniali di cui il signor pubblico ministero chiedeva la conferma al test in ordine alla sottoscrizione, e per il quale la difesa ha avanzato la assoluta, inutilità, nel senso che attestavamo che non c'era bisogno che venisse richiesto al test della identificazione. Io faccio presente che di questo verbale di sommarie informazioni testimoniali, non ricordo la data, ma è stata segnalata dal dottor Bertone poc'anzi, di questo verbale, questo sottoscritto difensore e tutti i difensori che io ho compulsato non eravamo assolutamente a conoscenza, probabilmente perché sarà stato inserito in un altro procedimento i cui atti furono depositati in altro processo dal pubblico ministero. Ora io gradirei che il signor pubblico ministero mi dia atto di questo, nel senso che né io né tutti i difensori, credo tutti, abbiamo mai avuto la possibilità di leggere questo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal teste Paladino dinanzi alla caserma dei Carabinieri di Taormina. Premesso ciò, quando il difensore ha iniziato il controesame non poteva che iniziare dal primo verbale del quale era a conoscenza, che è il verbale redatto alla presenza del pubblico ministero del 30 settembre 1993. Precedenti verbali non erano a conoscenza e conseguentemente, non essendo a conoscenza del difensore, il difensore non ha fatto alcuna illazione, il difensore ha ritenuto di iniziare il controesame da quel verbale. Ecco, io chiedo, col suo permesso, signor Presidente,
che il signor pubblico ministero, laddove ne ravvisasse la necessità e l'opportunità quantomeno, chiarisse questo aspetto alla Corte. Ho finito. Presidente, chiedo la parola, sono l'avvocato Russo. Avvocato Russo. Ma soltanto per fatto, come si potrebbe dire, in Parlamento si direbbe personale. Io desidero che i miei interventi non vengano travisati. Io poco fa, quando ho sostenuto la impossibilità di, infatti ho fatto opposizione, di sottoporre quel verbale al test perché ne riconoscesse la firma, probabilmente non sono stato chiaro nel motivare i motivi della mia opposizione. Io mi opponevo, e lo ribadisco, per un fatto di principio, e cioè, posto che fino ad oggi in quest'Aula, e credo che correttamente si sia detto, che i verbali processuali fanno fede fino a querela di falso, non intendevo né potevo consentire che si facesse una richiesta sulla identificazione della firma. Io non ho dato atto di nulla, non mi interessa la vicenda, non sono a conoscenza di quel verbale del 2 marzo, non so di quando, per la verità non ne sono mai venuto a conoscenza, ma la mia opposizione era finalizzata a questo, onde introdurre e confermare questo principio. Gli atti di causa fanno fede fino a querela di falso. Non è possibile a nessuna delle parti chiedere a un teste che confermi o riconosca la firma se non c'è stato prima un disconoscimento secondo le forme di legge. Ci ho chiarito, non ho altro da dire. Spero questa volta di essere stato chiaro. Grazie. Ma allora cosa vuol dire, avvocato? Non ha dato atto di niente, cosa vuol dire? Dare atto, mi sono opposto a una domanda, a un atto di identificazione di firma, solo quello. E ne ho fatto un fatto processuale, tecnico. Tutto qua. Noi ne prendiamo atto, non so il pubblico ministero sulla sollecitazione dell'avvocato Papalia se vuole se prendere la peraltro parola. sentiamo l'intervento mio di poco fa, non fa che spiegare esattamente quanto ho detto. Tutto qua. Avvocato, le do atto che credo di essere stato uno dei pochi a capire quello che lei voleva dire. L'avevo già confidato al collega e credo che, a differenza di molti altri che avevano dato un'interpretazione diversa al suo atto, sono stato uno dei pochi che ha capito quello che lei voleva dire, ho la presunzione di dirlo. Le voglio dire comunque che il pubblico ministero non può dare atto di una cosa di cui non è sicuro, cioè il fatto che questo verbale sia stato o meno inserito tra gli atti che sono stati depositati, proprio perché Paladino ha avuto una vicenda giudiziaria a sé e sono stati depositati, una vicenda giudiziaria che è attualmente in Corte d'Appello, e quindi da quel fascicolo sono stati estratti i soli verbali almeno credo, ma non posso escludere che altro sia avvenuto, sicuramente sono stati estratti i verbali di interrogatorio resi al pubblico ministero. Per la verità il discorso del difensore, se dobbiamo chiarire le cose, è vero a metà. È vero certamente che credo alla buona fede dell'avvocato, nel senso che egli non sapesse di questo verbale, però è anche vero che dalla lettura di tutti i verbali che sono stati depositati, sicuramente quelli cioè resi dinanzi al pubblico ministero, certe cose si sarebbero dovute facilmente desumere. Ciò non toglie che credo che questo sia fondamentale. Ciò non toglie che, quindi io non posso dare atto che questo verbale non è stato depositato perché non ne sono sicuro. Certamente lo metto a disposizione e comunico che viene depositato nel fascicolo del pubblico ministero in modo che sia a disposizione di tutti gli avvocati. Grazie. A far data da oggi come deposito in questo momento, io non escludo, devo andare a verificare che se effettivamente, lo dite voi e sono sicuro che nessuno di voi è in possesso, però consentitemi di fare consentitemi prima di dare atto di una cosa di fare una verifica direttamente. In ogni caso lo deposito in questo momento e lo metto quindi a disposizione dei difensori. Grazie. Allora, se possiamo procedere,
Chiedo scusa Presidente, per quello che vale, a me non interessa, non sono interessato, ma credo che la messa a disposizione da questo momento di questo verbale dovrebbe riaprire per i difensori interessati la possibilità del contresame. Bene, avvocato, è qua a disposizione. Certo. Avvocato Catania? Presidente, visto che non era stata precedentemente formalizzata la richiesta di ricognizione, lo è stata fatta adesso, io per il conto del mio difeso dichiaro che non nega le circostanze riferite dall'imputato reato connesso Paladino, cioè conferma quello che lui ha detto sulla visita fatta a Granello. Lei sta parlando per? Aiello Vincenzo. Allora non c'è nessun presupposto per nessun tipo di esperimento istruttorio. Per quello che ci riguarda non abbiamo difficoltà ad ammetterlo. Se vuole poi dico lo faccio io. No, noi basta questo, avvocato. Bene, Presidente. Il signor Tenente, per favore. Dovremmo procedere a questa ricognizione di queste persone, Galea Eugenio, Fighiera Alfio, di Raimondo Natale, di Villo Salvatore e Cesare Giuseppe. È chiaro che per riconoscere 5 persone, cioè è chiaro, da quello che scrive è detto nella legge, dovremmo poter avere a disposizione 2 volontari per ogni persona da riconoscere, quindi in tutto sono 5 questi qua più altri 10 che dovrebbero prestare come volontari. Può organizzarci quanto tempo le occorre? Per reperire persone poche, però poi per conoscere queste persone non lo so, io sinceramente sono No, per riferire solo prima si dovrebbero interpellare chi vuole partecipare all'esperimento, insomma, tra gli imputati che sono. E poi se sono in aula bisogna preparare questi, sono Galea e Eugenio, di Pera, Archio, di Raimondo, non so se è chiaro, Natale, Grillo Salvatore, Cesarotti Giuseppe. No, questo riconoscimento deve essere presente. Sì. Io devo portare 1 più qualche altro simile. 1 più 2. Per ogni Per ogni persona richiesta dovrebbero venire in 3. Sì. Quando sono pronto le faccio. Sì. Ora per l'esperimento io non so se consentite che il test rimanga in aula continuativamente e gli si sottopongano alla sua visione le persone da riconoscere di volta in volta assieme ad altre 2, anziché far entrare e uscire in continuazione, perché per gli atti, per quanto riguarda le formalità preliminari alla ricognizione, mi pare che sono state già espletate. Cioè, sto proponendo, facciamo entrare il signor Padalino, lo facciamo mettere qui e poi facciamo entrare 3 persone, gli chiediamo le 3 persone, fra cui quella da riconoscere, gli facciamo dire se lo riconosce oppure no e mettiamo le generalità verbali dopo. Quindi si licenziano queste 3 persone, si fanno venire le 3 successive e così via. Proviamo.
Introduciamo intanto in aula il signor Pedalino. Come si siede, signor Pedalino? La Corte ha disposto degli atti di ricognizione di persona, cioè le verranno mostrate delle persone, lei dovrà dirci se fra quelle che le verranno mostrate riconosce qualcuno delle persone, riconosce taluno di persone che ha visto a cui si è fatto riferimento nel corso del suo esame, e lei è disposto, si sente nelle condizioni di poterlo fare, non ha difficoltà. Abbiamo detto stamattina che lei ha visionato degli album, ha visto su questi album anche ha riconosciuto persone in questi album ha fatto. Poi ha partecipato ad atti di ricognizione formale prima di ora, cioè esperimenti di questo genere, di vedere persone attraverso vetri, specchi parabolici, cose no. Allora, quando gli imputati sono pronti, dovrebbero essere introdotti i primi tre. Si dovrebbe invitare a descriverlo fisicamente. Una volta per volta, non adesso prima un nome, perché sui ci dico, lei mi descrive Galeo, se tu già sai che non c'è Galeo. Così, come dici tu, solo che in questo momento non è possibile farglielo descrivere, perché se no c'è il dire un nome e cognome. E già è un bidone a strada per... I primi tre, sì, e li fate fermare qua sulla destra, messi così di fianco. 3 insieme, sì, ecco, benissimo. Benissimo. Allora, esamini queste 3 persone, signor Pedalino, e ci dice se riconosce qualcuno di sua conoscenza. Mi sembra il signor Galeo. Quello posizionato al centro. E ora vorrei le generalità, cominciando dalla sinistra. Lei, signor? Il signor? Grillo Rosario. Bene. Lei è il signor Galeo Eugenio, lei? Battaglia Santo. Allora, loro possono andare e i 3 successivi. Scusi Presidente, quando è che potremo intervenire su questo, nel corso di questo atto? Perché io avrei interesse a fare qualche domanda su questo riconoscimento.
vogliamo interromperlo e vuole fare subito la domanda al Come teste? vuole lei, Presidente. No, come preferisce. Come Cioè, ha detto la il domanda è Noi questa. sì. Può farla un momentino, sentiamo che può tornarci utile Sì, per gli esperimenti ecco, successivi. vorrei sapere dal signor Paladino se la persona che ha riconosciuto come Galea Eugenio, perché lui non l'aveva riconosciuto in fase prima, aveva detto il nome e cognome, l'aveva indicato per una circostanza precisa. Gradirei sapere se è quell'Eugenio che ha indicato come la persona che portava per consuetudine il pesce al latitante Santa Paola. Per consuetudine? No, portava anche del pesce, non è una consuetudine giornaliera, sì. Comunque è quella persona. Sì. Bene, lei nell'indicare questo Eugenio ha indicato questa persona e nessun'altra? No. Grazie. Allora, i 3 successivi, per favore. Che c'è te l'ha detto? Scusi, Presidente. Posso? Non so, sono già in aula. Ecco, si mettono qua. Guardi queste 3 persone e ci dice se ne riconosce taluna. Nessuno di loro. Le generalità, per favore, cominciando da sinistra. Lei il signor Fichera Alfio, lei? Marletta Ernesto, Pappalardo Salvatore. Possono andare. Il terzo gruppo. Osservi queste 3 persone, ci dice se riconosce taluno di loro. Cominciando da sinistra, lei il signor Grillo Salvatore, lei Tropea Francesco, Colaianni Michele. Possono andare, grazie. Il gruppo successivo. Di quest'altro gruppo ci dica se riconosce taluno di loro. Il signor Cesarotti. Ma il nome di questo signor Cesarotti lo sa lei? Ciuzzo. Vuole dire il suo nome cominciando da sinistra? Sì. Devo specificare che quando ho indicato prima cominciando da sinistra mi riferisco al gruppo dei 3 imputati che sono comparsi al cospetto del teste. Il gruppo è situato alla destra del banco della Corte e alla sinistra del teste. Quindi, cominciando da sinistra del gruppo, lei è il signor Florio Antonino, lei è il signor? Torna bene Mario. E lei il signor? Cesarotti Giuseppe. Può andare, possono andare. Sì. Signor Presidente, mi può dare la parola? Sì. Avvocato Papalia. Sì.
Signor Paladino, il Cesarotti che lei indica col nome di Ciuzzo e che stamani in questo momento lei ha riconosciuto, è l'unico Cesarotti che lei ha conosciuto o no? Io ho visto un'altra volta o 2 volte un altro Cesarotti, un altro fratello, ma non ricordo i commissari, se mi fate le domande, l'ho detto prima, non sarei in grado di... A questo punto il signor Paladino dovrebbe essere appartato di nuovo. Se magari lo possiamo far accomodare da questa parte. No, chiedo scusa, signor Presidente, sì. mi fa completare. Non sì, certo, avvocato. Il Cesarotti di cui è parlato che era alla guida di un camion ed il Cesarotti di cui lei ha parlato che ha visto a casa, dove è andato a casa, è la persona che lei ha indicato in questo momento? Va bene. Ho finito, Presidente. C'è ancora un gruppo di 3 o no? O abbiamo finito? Ah, c'è ancora un gruppo da questa parte, sì. No, mettiamolo di qua, è lo stesso. Quindi viene introdotto un gruppo di altri 3 imputati che prendono posizione, sì, alla sinistra del banco della Corte e alla destra del teste. Quindi lei li guardi e dica se riconosce taluno di loro. Non riconosce nessuno, lo dica forte. No. Allora diamo atto che si tratta, cominciando dalla sinistra del gruppo di 3, del signor Morales Francesco, Tropea Sebastiano e di Raimondo Natale. Possono andare, grazie. Allora a questo punto bisognerebbe appartare nuovamente il signor Paladino, magari se lo lasciamo dietro la porta senza allontanarlo, fargli fare tutto il viaggio. Mi pare che si siano verificati i presupposti per un atto di ricognizione nei confronti di Cesarotti Francesco a questo punto. Non so se ci sono osservazioni. Lo chiediamo. Avvocato Papalia? Va bene. Allora i carabinieri mi dovrebbero preparare io vorrei, sì. Se possiamo richiamare il Cesarotti, dobbiamo cercare di capire se ha un difetto fisico. Adesso provvediamo in esito, sì. E mi dovrebbero preparare il signor Cesarotti Francesco e altre 2 persone. Signor Presidente, mi scusi. In ordine all'atto di ricognizione che da qui ad un attimo sarà fatto, io chiedo che lei dia disposizioni affinché le altre 2 persone siano somiglianti o quantomeno la stessa età. Sì, avvocato, io devo dare atto che sinora non ne abbiamo dato atto perché per ragioni di rapidità, ma le persone che sono state portate qui a gruppi di 3, non so se siete d'accordo, ma erano abbastanza simili tra di loro. Sì, ma io lo sto dicendo per quello che viene ora. Siccome ora li vediamo prima che sia introdotto il signor, va bene, vuol dire che farà le sue osservazioni se... Va bene.
Da questa parte, sì. Sì, perché il signor Pedalino è di là, sì. Ecco, sì. Allora, il gruppo di 3 imputati si posiziona alla sinistra del banco e, cominciando dalla sinistra rispetto al gruppo dei 3, si identificano per il signor alla sinistra. Presidente, c'è una notevole differenza di età. Scusi. L'imputato non si sente? No, Presidente, segnalo che potrebbe essere percepito ora l'elenco nominativo che la signoria vostra si accinge a fare. Procediamo nel modo di prima. Diamo atto soltanto che l'imputato che si è posizionato alla sinistra ha estempiato i capelli brizzolati. L'imputato al centro capelli brizzolati piuttosto bianchi, però ce li ha quasi tutti, e l'imputato alla destra del gruppo è in giovane età rispetto agli altri 2. Può chiedere l'età, Presidente? Mi dispiace. Quanti anni c'ha lei? 42. Allora lei ha un aspetto giovanile. La statura è pressappoco uguale per tutti e 3. Gli altri 2 imputati che età hanno? L'imputato al centro, per favore, quanti anni ha lei? E lei? Alla destra? Alla sinistra? 58. Ci sono osservazioni, Avvocato Papalia? Sì, solo inserire, togliere quello giovane e mettere una persona che abbia quantomeno c'è un si avvicini a quell'età. Più anziano di questo signore di cui in questo momento non posso fare il nome, da poter sostituire? C'è? Avanti. Grazie. Sull'osservazione dell'Avvocato Papalia viene introdotto un imputato che si posiziona alla destra del gruppo, il quale ha i capelli brizzolati come gli altri 2, ha tutti i capelli e statura pressappoco uguale. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? 55. Allora introduciamo il signor Padalino. Guardi questo gruppo di persone alla sua destra, ci dice se riconosce qualcuno di loro. Mi sembra il primo da sinistra, il cognato di Benedetto. Quindi il primo da sinistra le sembra il cognato di Benedetto Santapaola. Quindi il primo... Ho capito, quindi sarebbe alla destra del gruppo? Abbiamo alla destra del gruppo. Le sembra il cognato di Santa Paola Benedetto, non sa indicarne il nome? No. E come si chiama lei? Romeo Francesco? E lei al centro? Come si chiama? Strano Giuseppe. E lei? Cesarotti Francesco. Possono andare, grazie.
punto io direi di licenziare il signor Padalino. No, Presidente, chiedo scusa. Sì. L'avvocato Di Giorgio. Sì. Mi ero già riservato inizialmente l'esame, ma credo che questo sia il momento più opportuno per questo difensore. Sì. Analoga richiesta viene avanzata da me, Presidente. Avvocato Di Giorgio. Sì, io assisto Romeo Francesco, quindi in questo momento c'è stata un'involontaria ricognizione tenuto conto che non era stata richiesta. Sì. Quindi ho delle domande rapidissime da porre al signor Paladino. Signor Paladino, il signore che lei poc'anzi ha indicato come cognato di Benedetto Santapaola ricorda se è marito di una parente del Santapaola stesso? Di una sorella. Non sono sicuro, mi sembra di riconoscere lui il macellaio di Messina. Bene, il macellaio di Messina che lei ricordi veniva spesso, veniva ogni tanto? In totale 3-4 volte. 3-4 volte. È venuto da solo, con la moglie o in compagnia di altri? È venuto da solo, una volta o 2 volte da solo e una volta in compagnia della moglie e di tanti figli. Di tanti figli. Grazie, nessun'altra domanda. Avvocato Attanasio. Una sola domanda. Con riferimento alla vicenda dei congiunti del signor Paladino, cioè quella richiesta di appoggio per la liquidazione di quella... Posso? Ma pare sono arrivato fuori adesso, tempo massimo, proprio di morto, avvocato. Sì, sono zona Cesarini. No, oltre la zona. Mi hanno dato oltre la zona di recupero e tutto recupero. Se può collocare un arco temporale in cui avvenne questa richiesta di intervento, cioè negli anni, dal momento che si tratta dall'85 al 91, se lo può ricordare in quale anno fu? Lei ha parlato ieri di una richiesta di raccomandazione presso l'assessorato per quella vicenda del signor Gaetano Paladino, credo si chiami. Lo può collocare nel tempo? Se può. 88-89 all'incirca. Non con maggiore precisione. 88-89. Le sarò più preciso, no? Era a settembre perché ho incontrato dopo tanto tempo il mio cugino Danilo. Settembre 90. Settembre 90. Grazie. Avvocato Galì. Signor Paladino, lei pochi minuti fa ha riconosciuto il signor Galea Eugenio. Può dirci all'incirca quante volte è venuto nella sua abitazione di Graniti? Nemmeno all'incirca, un sacco di volte. Senta, quando veniva a Graniti era solo o in compagnia di altra gente? Quasi sempre solo. Si fermava a conversare con lei? No, poche volte. Quando ero in compagnia di Nitro, io entravo, abbiamo parlato. Quindi si fermava a conversare con il signor Santapaola? Senta, lei aveva modo di vedere quando entrava il tenore delle conversazioni? Come faceva a capire il tenore di conversazione che avevano prima che entrassi io? No, non prima che entrasse, è impossibile. Nel momento in cui entrava, vedeva il tipo di rapporto che intercorreva fra i due. Comune come ci può essere tra due amici, tra due persone che si conoscono. Null'altro. Ha notato qualche comportamento anomalo da parte del signor Galea quando veniva a trovarlo? No. Aveva degli atteggiamenti che le hanno destato curiosità, perplessità o altro? Assolutamente no. La ringrazio, non ho altre domande. Può andare, signor Padarino, grazie. Può andare. Presidente, un attimo, scusi. Scusi. L'incontro glielo chiedo perché eventualmente può fare una richiesta istruttoria, sicuramente è una risposta che ha già dato, però era solo per poter puntualizzare la risposta. L'incontro in presenza di suo cugino Gaetano è avvenuto in quale casa? Cesarotti. Cesarotti. Prima a casa mia,
E lì chi erano presenti? Io, mio cugino e Nitto e basta. E della famiglia Cesarotti chi era presente? A casa Cesarotti, non a casa mia. A casa Cesarotti chi era? A casa Cesarotti ci hanno fatto entrare e poi siamo rimasti soli, io, Tanino e... E chi vi ha fatto entrare? La signora. Va bene, grazie. Può andare. Buonasera. Allora, c'era una richiesta del pubblico ministero relativamente all'imputato Cesarotti Giuseppe. Non ho capito. C'era una richiesta del pubblico ministero relativamente a Cesarotti Giuseppe. Chiedevo appunto che in qualche modo, oppure lo possiamo fare poi in sede di interrogatorio, che venga dato atto se ha qualche particolare caratteristica, lo facciamo dopo. No, Presidente, il difensore chiede che se questa è la richiesta che il pubblico ministero prevede di avanzare, io credo che sia la sede più adatta oggi, farla, il momento più adatto. Sì, dico, Va bene, allora la scorta domande non è un interrogatorio. Accompagni qui il signor Cesarotti Giuseppe, per favore. No, ma posso, signor Presidente? Certo. Se lei dispone che accompagnino anche Cesarotti Francesco, al fine di consentire di stabilire se il Francesco, alias, o comunque Iuzzo, è il diminutivo, presenti o meno anomalie. Anche il signor Cesarotti Francesco. Grazie. No, devo venire qua. Stiamo aspettando che la regia ci dia il segnale. Possiamo? Bene, allora vengono accompagnati al banco della Corte i signori Cesarotti Francesco e Cesarotti Giuseppe, i quali si vengono posizionati alla destra del banco e ponendosi il signor Cesarotti Francesco alla destra di Cesarotti Giuseppe. Ora il pubblico ministero cosa chiedeva in ordine alle connotazioni fisiche? Ecco, siccome c'era stata un'indicazione del Paladino, ora non so se bisogna fare una domanda specifica oppure se... perché altrimenti diventa un esame, un interrogatorio, non so... No, dovremmo soltanto descriverli fisicamente, basta, in questa sede, non c'è altro. Poi in sede interrogatorio farà... Quindi, per adesso li descriviamo, cortesemente se potesse mettere le mani in giù. Grazie. Io non so, a questo punto dovrei dare atto che non si rilevano apparenti difetti fisici nella complessione dei due imputati. C'è il signor Cesarotti Giuseppe, tiene la posizione del braccio destro in un modo che potrei definire abnorme, ma più di questa definizione non posso dare. Poi ulteriori specificazioni
forse il signor Cesarotti ha il braccio sinistro più lungo di quello destro. No, il signor Cesarotti... Sì, credo, palesemente. Giuseppe, giusto? Lei è Giuseppe, apparentemente. Poi le ulteriori specificazioni... Palesemente, Presidente, non... perché mi pare evidente. Bene. Avvocato Papalia, osservazioni? Non so, purtroppo non ho sentito l'ultima frase del signor... Secondo il pubblico ministero l'anomalia riguardante le braccia del signor Cesarotti Giuseppe è evidente. Io ho detto che per quanto mi riguarda apparentemente ha il braccio sinistro più lungo di quello destro e tiene a volte il braccio destro in posizione abnorme rispetto all'altro. E io chiedo che chiedo che venga dato atto che apparentemente e sostanzialmente nessuna anomalia agli arti superiori presenta Cesarotti Francesco. Signor Avvocato, noi verbalizziamo la sua osservazione. Non... No, nessuna anomalia fisica apparente per il signor Cesarotti Francesco. Questo ne possiamo dare atto? Sì, apparentemente sì. Per quanto riguarda, mi dispiace per il signor Cesarotti, io chiederei che venisse girato con le spalle alla Corte oppure davanti alla Corte, si posiziona per averne migliore visione. Tutti e due. Ecco, così e poi di fronte al pubblico ministero. Ecco. Presidente, per me è evidente, mi dispiace. Va bene. Per quanto riguarda, specifichiamo che si tratta del signor Cesarotti Giuseppe, va bene? Possiamo chiudere l'esperimento, gli imputati possono tornare al loro posto e procediamo oltre con... Presidente, chiedo scusa, io vorrei approfittarne dell'intervallo tra un test e un altro per rinunciare all'audizione del test del giudice Lucchese, in quanto intento produrre il giornale La Sicilia di oggi, dove vi è pubblicata una lettera del giudice Lucchese. Bene, prendiamo atto. Sì, smentisce le dichiarazioni fatte dal pentito Litrico e dà la data dell'archiviazione del procedimento svolto a Messina nei suoi confronti e la data dell'archiviazione. Alleghiamo il foglio del certamente, produco l'intero giornale. Sì. Signor Presidente, le chiedo scusa se intervengo e chiedo la parola. In ordine alla produzione di un documento, la Corte ricorderà la deposizione del signor Paladino e segnatamente il punto in cui il Paladino afferma di avere saputo la sera che la mattina sarebbe stata fatta l'operazione di pulizia a casa di Cesarotti. Allora io produco l'informativa di reato redatta dal Questura di Catania e relativa ad una perquisizione avvenuta in data 6 dicembre 1991 nella casa dei signori Cesarotti Francesco, Cesarotti Giuseppe e Cesarotti Salvatore, e dalla relazione della informativa di reato risulta che se è stata effettuata la perquisizione nella casa dei suddetti, nelle case, non nella casa, dei suddetti fratelli intorno alle ore 16. Io faccio vedere, d'altro canto il suo pubblico ministero ne ha conoscenza, chiedo la produzione di questa informativa di reato.
Ministero. Presidente, soltanto si parla di forma, anche noi parliamo di forma, dico, per quanto riguarda il verbale di perquisizione nulla questo, informativa di reato mi pare che siamo andati un po' oltre la forma. Grazie. Avvocato Papalia, l'informativa a cosa servirebbe? Sì, qualsiasi microfono, certo. Qui non c'è... Sì, comunque faccio anche richiesta di riserva di produzione, se per questo. L'informativa servirebbe e comunque faccio riserva di produzione dell'atto di perquisizione per segnalare alla Corte che la perquisizione a casa, nelle case dei fratelli Cesarotti, è avvenuta alle ore 16. Sì, e non risulta il verbale di perquisizione? Sì. Allora basta il verbale di perquisizione. Allora io esprimo riserva di produrre il verbale di perquisizione. Allora si ammette sì. Io quell'orario lo ricavo dall'informativa, ma comunque presenterò il... Bene. Introduciamo la teste. Pubblico Ministero. Romano Lucia. Avvocato, è la perquisizione presso l'abitazione? Perché ci furono più perquisizioni solo per questo. Presidente, intanto chiediamo l'acquisizione delle fotografie in copia che sono state oggetto di individuazione da parte di Paladino e che sono relative alla propria abitazione e alla casa rurale cui ha fatto riferimento nel corso della sua... Non facevano parte degli atti già? No, queste perché sono di un altro procedimento, per questo non facevano parte, tant'è che sono in fotocopia proprio perché quelle originali sono nel fascicolo che riguarda Paladino. Queste sono state esaminate già da controparte stamattina? Sono state esaminate. Sì. Allora se ammettono si allegano al verbale. Si accomodi signora, si metta seduta. Buonasera. Le sue generalità per il verbale, per favore. Vicino al microfono. Romano Lucia, nata a Torino il 9/12 del 46, residente a Giardini di Umberto 266. Sì, dovrebbe leggere la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza che è chiamata a rendere. Pubblico Ministero? No, probabilmente sono stato intempestivo, nel senso che probabilmente lo stava facendo lei, quindi aspetto che finisca lei, Presidente. Cioè, io ho finito, non... Ecco, si tratta della moglie del Paladino, quindi probabilmente dovrebbe essere avvertita che ha facoltà di non rispondere in quanto moglie di un imputato in procedimento connesso. Sottopongo il problema, per me è indifferente, ma lo sottopongo alla Corte. Signor Presidente, posso benissimo rispondere. Ha l'obbligo di dire la verità, signora, in questo caso. Sì, lo so. Allora vuole leggere la dichiarazione? La devo leggere io? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolto le domande del Pubblico Ministero. Signora, lei ha conosciuto Santa Paola Benedetto? Certo.
Ci può dire, signore, in che epoca e in che occasione? L'ho conosciuto circa, l'anno preciso non me lo ricordo, circa il 78. Conosceva mio marito perché andavano qualche volta a caccia insieme. Era socio della stessa riserva dove era socio anche mio marito. E l'occasione in cui ebbe a conoscerlo, signora, la ricorda? La prima volta proprio no, questo non me lo ricordo. Mi ricordo che veniva qualche volta a casa mia e veniva a prendere mio marito per andare a caccia insieme a Cesaro, ma il giorno preciso in cui l'ho conosciuto no. In queste occasioni in cui ebbe ad incontrarlo per la prima o le prime volte, sì, il Santa Paola venne presso la sua abitazione da solo o in compagnia di altri? Quando veniva generalmente veniva in compagnia di altri, è venuto anche in compagnia di un altro amico di mio marito, Pucci Majorana, col quale si frequentava qualche volta, e poi una volta in compagnia di amici dello stesso Nitto, che non mi ricordo nemmeno come si chiama. Anzi, mi ricordo un giorno che con questo amico restò a pranzo a casa mia, che lo invitai io. E quindi siamo nel 78 approssimativamente, signora? Approssimativamente sì, 78-79, io non ricordo bene mai le date. Successivamente ricorda altre occasioni in cui ebbe a vederlo, signora? No, solo queste occasioni in cui veniva per andare a caccia e basta. E quindi fino a che periodo possiamo collocarle queste occasioni, signora? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Dopo il 78 ha avuto modo di incontrare il signor Santa Paola? Signor giudice, non me lo ricordo questo, perché io non mi ricordo in che anno poi diventò latitante, ma prima che diventasse latitante l'ho visto altre volte, però non mi domandi degli anni perché io non riesco a ricordarmeli, non ho buona memoria in questo. Lei ha avuto modo di incontrare il Santa Paola nel periodo, come lei ha indicato, della latitanza del Santa Paola? No. Durante la latitanza del Santa Paola non l'ha mai incontrato? No, tranne che quando poi è venuto a casa nostra, ma prima no. Ricorda in che epoca è venuto presso la vostra abitazione? Sì, me lo ricordo bene perché fu l'anno dopo che morì mio padre, nell'85, nel luglio. Il giorno esatto non me lo ricordo più, i primi di luglio mi pare. Ci può indicare le circostanze attraverso le quali il Santa Paola ebbe ad essere ospitato da voi? Sì, prima venne un signore che conosceva tanto tempo fa mio marito, un certo Leone, io non lo conoscevo, scusatemi, e disse che aveva bisogno di una villa per una persona. E poi mio marito credo che abbia parlato con questo stesso signore e questo stesso signore gli disse che gli giovava per una persona importante. In un secondo tempo credo che volessero una villa solo da affittare, perché in un primo tempo era da comprare, e mio marito gli procurò una villa che era di fronte alla nostra su una collina. E venne la signora Melina, la moglie di Nitto Santa Paola, per vedere questa villa. Lei la conosceva già, la signora? Sì, l'avevo conosciuta, nei tempi in cui ancora Nitto Santa Paola era libero. Era una gran brava donna. E così siamo andati a vedere questa villa, però lei ha detto che non era molto soddisfatta di questa villa e disse anche a mio marito che gli giovava per il marito, perché non era abbastanza sicura. Comunque se ne andò e poi tornò e disse che aveva dei problemi ad affittarla perché naturalmente il proprietario avrebbe dovuto denunciare di chi si trattava o meno, quindi non era una cosa possibile da farsi. E mio marito ha capito che lei voleva
posto da noi, l'ha intuito. E quindi gli ha chiesto che cosa voleva. La signora dice: se fosse possibile che mio marito sta qua sotto da voi, anche perché i massari se ne erano andati da un mese e quindi c'era il posto. E mio marito ha consentito. In quelle occasioni in cui è venuto questo colloquio con la signora Santapaola, la signora era venuta da sola? No, era venuta, se non ricordo male, con il nipote Enzo. E un'altra volta era venuta, però non mi chieda quando perché non me le ricordo più queste cose, un'altra volta è venuta anche con una sua amica che abitava nello stesso palazzo dove abitava lei. Perché è venuta parecchie volte oltretutto Melina a casa nostra. E spesso anche quando io non c'ero, c'era solo mio suocero, perché io scendevo quasi sempre da mia mamma che era vedova da poco. Quindi. E allora voi accettaste la richiesta che vi fu fatta? Sì. E quindi lo colloca nel tempo questo, questa ospitalità, se mal non ricordo, nel luglio dell'85? Sì, lui è arrivato nel luglio dell'85. Signora, ricorda o ha saputo come il signor Santapaola sia poi giunto presso la vostra abitazione? Sì, hanno voluto che andasse a prenderlo mio marito. E c'era anche, sono arrivati verso le 3 e un quarto e c'era anche il nipote Enzo, mi ricordo. Probabilmente c'era qualcun altro, ma non me lo ricordo più chi era. Ero troppo preoccupata perché aspettavo mio marito, aspettavo che arrivasse prima, invece così tardi, alle 3 e un quarto, non stavo affatto tranquilla. Enzo me lo ricordo benissimo perché già era stata a casa mia. Signora, per quanto tempo è rimasto ospite da voi il signor Santapaola? È stato fino ai primi di gennaio del 91. Durante questo arco temporale, che lei sappia, signora, sì, il signor Santapaola è rimasto sempre presso la vostra abitazione? No, qualche volta si è assentato. Ora non ricordo più bene se 3 o 4 volte, ma si è assentato. Quando si è assentato, una volta si è assentato, se non ricordo male, una ventina di giorni, una volta mi ricordo il periodo in cui si assentò di più, furono mi pare 3 mesi. Voi avete saputo le ragioni per le quali si era allontanato il signor Santapaola? No. Ricorda se, o comunque ha mai saputo, se persone andassero a trovare il Santapaola durante il periodo della ospitalità presso la vostra abitazione? Se venivano, cioè a casa mia, persone? Non ho capito la domanda. Nella casa occupata dal Santapaola? Sì. Se venivano persone? Sì. Sì. E moltissime. Lei ha avuto modo di conoscerle? Qualcuna, cioè i più frequenti, come i cognati. C'era anche un infermiere che veniva sempre con suo cognato Teodoro, si chiamava Rapisarda. Sa dare una descrizione di questo signor Rapisarda? Questo è quello che mi ricordo meglio perché veniva spesso. Piuttosto alto. Mi ricordo con gli occhi azzurri perché mio marito, scherzando, lo chiamava sempre occhi celesti. Ricorda altre persone, signora? Sì, e dunque oltre a Teodoro il fratello Pippo, fratello di Teodoro Pippo, poi venivano altri 2 nipoti di Melina, uno mi ricordo il nome, uno Roberto e uno Franco si chiamavano. Poi mi deve dare un momento di tempo per ricordare. Sì, prego, signora.
Poi è venuto negli ultimi anni un certo Cesarotti. Ricorda il nome? No, mi ricordo che portava gli occhiali, ma niente altro. Può dare una descrizione, signora? Era più, come altezza non ricordo, non basso ma nemmeno troppo alto, piuttosto robusto e con gli occhiali. Aveva qualche particolare fisico che le ricorda? No, guardi, io non sono un'attenta osservatrice, perciò molte cose non ci faccio caso, non me le ricordo. Può darsi manco che le abbia notate. E questa persona ricorda se veniva spesso? Il Cesarotti? Sì. Sì, ma mi pare negli ultimi anni, non all'inizio. Veniva abbastanza spesso, una volta è venuto anche con la moglie. Io ho conosciuto anche la moglie in quell'occasione. È venuto più di una volta con la moglie, spesso però io, le ripeto, ero assente che ero da mia mamma, mentre una volta ero lì e c'era anche Melina e mi ha presentato la signora. Ricorda, o comunque ha mai saputo se persone latitanti come lo era il signor Santapaola fossero andati a trovarlo? Ah sì, era venuto Mangion come? Ciuzzo lo chiamava, Francesco credo. Poi era venuto suo cognato, mi pare che fosse Pippo, quello che ha sposato la sorella, mi pare che si chiamasse Pippo, il padre di Aldo Ercolano. Poi è venuto anche Aldo, il nipote Enzo e altri nipoti, io i nomi non me li ricordo. Il fratello per esempio di Aldo, il fratello di Enzo, mi pare. Poi in questo momento non ci sto pensando chi altro veniva. Signora, sì? Il signor Santapaola aveva un rapporto di confidenza con voi? Sì. Ebbe mai a riferirvi di eventuali apporti elettorali dati ad alcuno? Sì, a me, perché ogni tanto era solo, saliva anche mentre io cucinavo, chiacchierava un po' così con me per passare un po' di tempo, e così parlando del più e del meno mi aveva detto che aveva fatto una campagna elettorale, se così possiamo dire, aveva cercato voti all'onorevole Aleppo. E poi ci sono state delle elezioni non credo che fossero regionali, comunque io non me lo ricordo nemmeno l'anno, mi ricordo solo che mi ha chiesto se potevo votare per un socialista, mi ha dato anche il fogliettino perché io non mi sbagliassi, sapendo che era un tipo molto distratto e con poca memoria, mi ha dato questo fogliettino. Mi ricordo che ha detto che era un socialista. Ricorda se il Santapaola ebbe a riferire qualche altra circostanza in merito ai socialisti o comunque al Partito Socialista? Sì, mi disse anche, non mi ricordo se in quella circostanza o in qualche altra, che i socialisti erano quelli che gli avevano fatto delle promesse in fondo, insomma, di cui potersi fidare di più. Poi le dico un'altra cosa, signor Pubblico Ministero. Tutte queste cose, secondo me, questa mia modesta opinione, sono da prendere con la pinza, perché non lo so se dicesse sempre la verità o meno. Tante volte diceva una cosa, tante volte ne diceva un'altra, anche su fesserie, quindi io non lo so. Questo mi ha riferito e questo dico. Se poi fosse la verità non lo so proprio. E signora, questa parola promesse da lei utilizzata
era la stessa parola adoperata dal signor Santapaola in quella circostanza? Cosa? Non ho capito. La parola promesse che lei ha utilizzato poc'anzi è la stessa parola utilizzata dal Santapaola quando ebbe... Sì. Signora, può ricordare il periodo, il momento in cui il signor Santapaola andò via dalla vostra abitazione, definitivamente? Sì. Che cosa disse, che cosa fece? No, innanzitutto il tempo. Il tempo erano i primi di gennaio, il giorno esatto non me lo ricordo. Questo poteva chiederlo a mio marito, lui ha più memoria di me in queste cose. Lei, signora, ha mai conosciuto le ragioni per le quali il signor Santapaola aveva deciso di andar via? Sì, perché noi avevamo deciso di vendere la villa e l'avevamo venduta. Perché mio marito aveva tanta paura e tanto timore e quindi si rivolse a mia insaputa per giunta a un avvocato amico di mio suocero e gli ha chiesto che cosa doveva fare per potersi liberare di questa situazione. E l'avvocato gli disse che l'unico sistema era vendere la villa, anche perché siccome avevamo una situazione economica un pochino brutta in quel momento sarebbe stata anche plausibile la cosa senza offendere nessuno. E signora, ricorda come si chiamasse la persona a cui si era rivolto suo marito? Sì, l'avvocato Trimarchi. Signora, in quell'ultimo periodo in cui il signor Santapaola fu ospite da voi, vi furono, se ne è mai venuta a conoscenza, rischi per l'individuazione del Santapaola stesso? Come? Vi furono? Ebbe mai il Santapaola nell'ultimo periodo di permanenza presso la vostra abitazione sentore della possibilità di essere individuato? Sì, io questo non me lo ricordo tanto bene, so solo che a Graniti si era sentito dire qualche cosa in giro e quindi non stava tranquillo, ma non credo che fosse vero. E poi perché in dicembre, se non ricordo male, sì, fu in dicembre, due suoi amici vennero a trovarlo e generalmente tutti i suoi amici non passavano dalla statale per scendere nel cancello della nostra villa, ma passavano dalla Fiumara. C'era una strada di campagna che si poteva entrare, siccome era un posto più isolato, più nascosto, entravano sempre di là. E allora a mezzanotte, non so se fossero arrivati a mezzanotte o se stavano andando via a mezzanotte, questo non me lo ricordo, ma furono fermati da alcuni carabinieri, lì noi volgarmente detto in siciliano nella praia, diciamo, e volevano sapere i carabinieri da dove venivano. E i due amici risposero: veniamo da casa di Paladino. E allora i carabinieri gli domandarono, forse insospettiti che potessero dire o meno la verità, dice: ma quale Paladino? Il grasso o il magro? E loro risposero: il magro. E allora i carabinieri forse hanno capito che avevano detto la verità, che corrispondeva alla persona dove andavano, e hanno detto: va bene, potete andare. Questo lo ha raccontato Nitto ed era preoccupato che insomma noi potessimo andare incontro e lui stesso ha dei problemi. Ed ha domandato a noi se era meglio allontanarsi per un certo periodo o meno. Anzi, io mi ricordo che ho chiesto se
questi amici suoi avevano avuto a che fare con la legge e lui disse di no. Io ho risposto: se non hanno avuto a che fare con la legge e quindi non sono conosciuti, puoi agire, puoi fare come meglio credi, riflettici e fai come meglio credi. E lui invece allora per Natale è rimasto ancora. Signora, il signor Santapaola ebbe mai a parlare delle forze dell'ordine, di polizia, carabinieri, o riferire notizie particolari? Non particolari, io forse qualche volta ho introdotto il discorso, perché se faccio qua una premessa, sono stata sempre una pessimista nei confronti delle istituzioni in questi ultimi anni, e non credo io sola. Si è acuito questo mio pessimismo vedendo questa situazione per 5 anni, perché mi sono resa conto che andavano e venivano tutti quanti con molta tranquillità e mi è sembrato molto strano che in tanti anni non fossero riusciti a prenderlo. Quando una moglie viene ogni 15 giorni e quando i figli vengono, i cognati, gli amici, tutti quanti a tutte le ore in grande quantità, mi è sembrato un pochino strano che non fossero mai riusciti a prenderlo. E allora gli ho chiesto semplicemente una volta: ho l'impressione che da parte delle forze dell'ordine ci sia della stima verso di te, per cui fino a questo momento non ti hanno voluto prendere. Questa fu la mia domanda. Lui mi rispose: sì, effettivamente mi rispettano. E aggiunse qualche altra cosa? Che lei ricordi? Quanto ci penso. Disse a mio marito, e anche mi pare a me una volta, che gli costavano cari e che spesso quando facevano dei blitz a casa sua era avvisato in anticipo. Dopo che il Santapaola andò via da voi, quindi nel gennaio del 91, sì, ha avuto modo di vederlo o di incontrarlo successivamente? Sì. Se ci può dire in ordine di tempo o in quale occasioni? Dunque, premetto che sono stata io, anzi, a dire a mio marito che volevo rivederlo, anche perché se da un lato mio marito aveva accettato il consiglio di quell'avvocato e lo aveva fatto non per cattiveria ma perché aveva tanto paura di quella situazione, io ero rimasta sempre preoccupata che potesse essere offeso con noi, quindi avevo piacere di rivederlo e di fargli capire che non era stato fatto per cattiva volontà questo. Quindi avevo detto a mio marito: andiamo dal cognato Teodoro e diciamo se lo possiamo incontrare. E così effettivamente ce l'hanno fatto incontrare, mi pare 4 volte. Una volta a casa di suo nipote Franco, se non vado errato, cioè del nipote della moglie. Una volta a casa del fratello della moglie Pippo. Una volta dai Cesarotti e una volta da dei signori che non conoscevo, che abitavano in una casa, si scendeva in una scivola, c'era un garage e poi si saliva una scala a chiocciola. E sono stata ricevuta lì in cucina, perché questa scala a chiocciola poi sfociava in una cucina. Lei ha indicato anche la casa del signor Cesarotti. Sì, io l'ho vista, ma non è che me la ricordo bene. Più o meno sa la zona in cui si trova? No, non mi parli di queste cose, perché io non sono... Vado in un posto 100 volte e non riesco mai a ricordarmelo. Vi si è recata in una sola occasione presso questa casa, signora? Sì, che io mi ricordi, sì, una sola volta.
Ricorda in quell'occasione chi era presente? C'erano parecchie persone, ma io mi ricordo la moglie del Cesarotti che avevo già conosciuto. Se c'era qualche altra donna, ma non mi ricordo chi fosse. Ho chiacchierato un po', mio marito era di là con Nitto Santa Paola e io ho chiacchierato un pochino con questa signora, mi ricordo. Il Cesarotti che ebbe a vedere in quell'occasione era lo stesso che aveva visto presso la sua abitazione? Sì. Lei ha avuto modo di conoscere qualche altra persona che di cognome facesse Cesarotti? Sì, una volta a casa mia c'era un fratello pure di Cesarotti. Ricorda il nome? No. Può dare una descrizione di questo fratello del Cesarotti, se la ricorda? Vagamente mi ricordo che era pure robusto e se non erro non lo potrei giurare, i capelli rossi. E ricorda come erano pettinati i capelli? Ah, no. L'età la ricorda approssimativamente, signora? Sa, l'età non è facile da individuare perché ci sono soggetti che la portano meglio o meno bene. Comunque posso dirle, per me dai 50 in su, poi può darsi che anche avessero di meno. Aveva i capelli folti? Corti? Folti. Folti? No, non me lo ricordo questo. Poi ha indicato un'altra abitazione. Sì. In che periodo vi si è recata, signora? Lo ricorda approssimativamente? Cioè l'anno? Anche l'anno, se ricorda. L'anno no, non me lo ricordo. Mi ricordo che è stato l'ultimo posto dove sono andata. Quindi non ricorda se è il 91, il 92, il 93? No. E le persone che ha incontrato in quell'occasione le ricorda? Ricordo la signora che diceva il Nitto che gli aveva offerto questa casa. Era un tipino magrolino, bassino, con i capelli ricci, molto simpatica. Poi, siccome sono stata lì più di una volta, mi pare 2 volte, e ho conosciuto in un secondo tempo anche il marito, che era un tipo non troppo alto e robusto, e c'era anche il figlio, e se non, il figlio di questo signore e di questa signora, e se non erro c'era anche la nuora, giovane. Ricorda se il Santa Paola ebbe a riferire qualche particolare su questi signori? Diceva che la signora era molto simpatica, io avevo detto che la vedevo un tipo molto vispo, molto dinamico, e lui mi disse che era una donna molto coraggiosa e che disse esattamente un'espressione in siciliano, scusate che io non lo parlo molto bene, sapia spitugliare molto bene questa signora, cioè che si sapeva dar da fare molto bene, che quando il marito è stato in prigione per un certo periodo, non so per quali motivi, lei riusciva a mandare avanti tutta la famiglia. Ricorda, signora, se il Santa Paola ebbe mai a parlarle o a riferirle di promesse che gli erano stati fatti da uomini politici? Lui personalmente no, almeno che io ricordo in questo momento. La moglie era stata a dirmi una volta. Ricorda cosa le disse? Sì, prima lo disse a mia suocera. Mi ricordo che mia suocera lo riferì a me, poi più tardi ho incontrato Melina e era poveretta molto angustiata per la situazione che avevano condannato il marito per il delitto dalla Chiesa.
Era angustiata e delusa perché mi aveva detto che gli avevano fatto delle promesse e che queste promesse non erano state mantenute. Insomma, va che si aspettava un'assoluzione del marito, questo era il significato, e invece era andata in tutt'altro modo. Signora, sono il dottor Bertone. Sì. Con riferimento a quel personaggio che si chiamava Leone, sì, ci sa dare qualche indicazione sulla attività che svolgeva questo signore? No, io esattamente no, non lo conoscevo, l'ho visto quella volta per la prima volta. So comunque poi da mio marito che attività, possiamo dire. Che lavoro? Per esempio so che in passato aveva contrabbandato sigarette, ecco, quindi preferisco non dare giudizi. Sì, no, io informazioni chiedo, non notizie, non apprezzamenti. Dottore, questi apprezzamenti, mio marito mi dice, una volta spacciava, certo non era molto rispettato in determinati ambienti come invece in altri lo era, sì. Possiamo dire così. Per quanto riguarda il Rapisarda, l'infermiere? Ecco, l'infermiere. Ci sa dire il nome? Non me lo ricordo in questo momento. Lei Forse, ma non sono sicura, non me lo ricordo. In effetti quando era stata esaminata dal pubblico ministero l'8 ottobre del 1993, appunto aveva detto che si chiamava Salvatore. Sì. Capitava che il Santa Paola si spostasse occasionalmente per rientrare nello stesso giorno dalla proprietà? Sì, spesso faceva delle passeggiate. È da comprendere perché fare quella vita non è tanto bello, sentiva il bisogno di muoversi un pochino, quindi ogni tanto si pigliava i cani di mio marito e si faceva una passeggiata in campagna, oppure una volta c'era la festa di San Sebastiano a Graniti, che è a 2 chilometri da dove abitavamo noi, ed è venuto con noi, con me e con mia figlia in paese però è entrato direttamente in casa e non è che è uscito da casa. Sì, si muoveva. Qualche volta ha voluto andare con mio marito a Ficuzza, che è così una nostra proprietà denominata, che è in collina dove c'era vigneto. E qualche altro, 2 o 3 volte in un'altra proprietà che abbiamo vicino a Caggi, ma lì era più raro che ci andasse perché bisognava percorrere più nazionale, quindi non si sentiva tanto tranquillo. Circa le persone che erano state controllate nei pressi della vostra proprietà, sì. Ricorda se si trattava di parenti oppure di persone? No, amici aveva detto, non ha fatto nemmeno i nomi, disse solo che erano amici, almeno a quel che ricordo io, ma parenti non proprio. Come veniva presentato alle persone che frequentavano la proprietà il Santa Paola? Lo presentavo, per rendere un po' più credibile la cosa, come un cugino di mia madre, che mia mamma era di Torino, quindi ho detto che era un cugino. Mi sono addirittura, come si dice,
viene il vocabolo in questo momento, e cioè avevo veramente un cugino di mia madre che aveva un esaurimento nervoso, anche se continuava a stare a Torino. Quindi io ho preso questo spunto e ho detto che era un cugino di mia madre e che aveva l'esaurimento nervoso, che si era separato dalla moglie e mi aveva chiesto di venire per un certo periodo qui in Sicilia per passare un po' di tempo, per cercare di curarsi un pochino. E con quale nome veniva chiamato? Alfio, ma questo me l'aveva chiesto lui, non è che l'avevo suggerito io, ma aveva chiesto di chiamarlo o Alfio o Benito, e mi aveva proprio detto che lo avremmo dovuto chiamare tutti così, scegliendo uno dei due nomi, anche perché sapeva che io ero un soggetto molto distratto e aveva paura che qualche giorno mi potesse scappare il suo vero nome. E io ho scelto Alfio perché avevamo, un mese prima che arrivasse lui e se n'è andato, un massaro di nome Alfio, quindi mi veniva più facile chiamarlo così. Signora, lei ha accennato a una visita, o non so, più visite fatte. Innanzitutto precisiamo queste, nella casa non dei Cesarotti, ma nella casa in cui vi era quella madre di cui il Santa Paola parlava bene. Sì. Ecco, in questa casa quante volte siete andate? Era a Mascalucia? Non mi chieda nemmeno questo, perché io non lo so. Ecco. Non lo so, non mi rendo conto, non so, a prescindere che noi siamo andati di sera tardi, ma a prescindere questo, io nemmeno se fossi andata in pieno giorno, ci fossi andata 10 volte in pieno giorno me lo sarei ricordata, perché non ho il senso dell'orientamento purtroppo. Ecco, sa descriverla? La casa? E gliel'ho detto prima, che si scendeva, c'era come una specie di pendenza di scivola e si arrivava in un garage. Poi accanto al garage c'era una scala a chiocciola, si saliva, c'era un balconcino, comunque subito dopo la scala a chiocciola, dopo 1 metro così di balconcino, c'era una porta e si entrava in una cucina, perché io ho visto di quella casa solo la cucina e il bagno, perché dovevo andare in bagno, mi ha accompagnata Melina e basta. Quante volte in questo? Io ricordo 2 volte. Ricorda? Poi potrei anche ingannarmi, ma ricordo 2 volte. Ricorda se in occasione di una di queste visite si sia verificato qualche episodio particolare? Sì, una sera c'era una certa agitazione perché avevano detto che pare che ci fossero delle forze dell'ordine che giravano da quelle parti. Poi venne un loro amico, ma io non mi ricordo assolutamente chi è, né nemmeno se lo conoscevo o meno, questo non me lo ricordo più, il quale venne ad avvisare che quella sera giravano lì vicino e quindi erano un pochino tutti allarmati. E poi noi siamo andati via. E di questa persona che è venuta sa dare una descrizione? No, non me la ricordo. Non me la ricordo assolutamente. Vede, allora tutto immaginavo di dover venire a deporre qua, quindi sa, se uno le cose le sa prima magari ci presta un po' più di attenzione, ma io oltretutto avevo problemi miei personali perché ero oberata di preoccupazioni, di guai, quindi sa, già un soggetto io sono, al contrario di quasi tutte le donne che non si accorge di niente, sempre distratta. Si figuri con i problemi che avevo se badava a queste cose. Probabilmente avessi potuto vedere il futuro ci sarei stata molto più attenta. Lei ha conosciuto tale Enzo Aiello? Sì, io l'ho visto qualche volta. Però si può risparmiare il fiato di chiedermi di descriverlo perché non me lo ricordo più.
Mi ricordo il nome, quello sì. Ricorda sa cosa mi ricordo? Che aveva dei baffi. Questo me lo ricordo già qualche bene. cosa. Ben poco, ma insomma. Ricorda che attività svolgesse? Non esattamente, ricordo che una volta ho chiesto a mio marito, mi pare che mio marito disse che era nei consorzi, faceva qualcosa nei consorzi, se non vado errata.